Si allarga l'inchiesta sulle mani della camorra nel nord-est, due i filoni seguiti ad oggi. Il primo, quello della Guardia di Finanza, che vede gli investimenti sporchi e falsi della Venice Investment Group, con sede a Londra, ma facente capo al veneziano di Portogruaro Fabio Gaiatto, 43 anni, arrestato nel blitz di ieri insieme ad altri 6 affiliati alla cosca camorrista, e che vede inoltre ai domiciliari pure la moglie del falso broker, Naima Romani, originaria di Lignano Sabbiadoro, e il loro braccio destro la segretaria di Fossalto di Portogruaro, Claudia Trevisan. 3.000 truffati al momento, dei quali 300 quelli seguiti dallo stesso legale per tutti. La richiesta è sempre la stessa, il risarcimento. Da quanto mi hanno detto i clienti, perlomeno è una truffa che è attiva da almeno un paio d'anni, ma io direi 2015-2016 sicuramente e fino ad oggi. Nella rete del falso broker il Gaiato, il 43enne di Portogruaro, già ex portiere d'albergo, non soltanto studenti e anche pensionati che tra l'altro già avevano perso i loro risparmi nella Popolare di Vicenza e in Veneto Banca, ma anche molti artigiani, imprenditori e gente specializzata nel settore degli investimenti. Il gruppo familiare che magari già terremotati dalla situazione bancaria Popolare Vicenza, Veneto Banca, i risparmi residui che gli sono rimasti in tasca, i 10, i 20, i 30, i 50 mila euro, li investono in questa operazione e li hanno persi tutti, dall'operaio, dagli infermieri, ai medici, ai professionisti, anche a qualche professore di scuola media superiore, anche che insegna economia e commercio. Aperta anche una seconda inchiesta, seguita stavolta dai carabinieri, che vede indagato un agente assicurativo di una famosa compagnia di servizi finanziari tedesca, che insieme ad un amico bancario si occupava di far transitare gli assegni circolari dei truffati sul suo conto corrente anziché in quello della compagnia assicurativa. Avrebbe truffato un numero imprecisato di persone del Veneto orientale. La truffa ha visto un totale di oltre 70 milioni di euro intascati da Gaiatto, dei quali 12 milioni finiti nelle mani della camorra e 5 milioni invece le provvigioni date da Gaiatto ai procacciatori quale premio per le segnalazioni dei clienti da truffare. È il classico sistema Ponzi, per cui sono questo tipo di truffe che a un certo punto poi vengono allo scoperto perché non c'è più la provvista. Con i soldi si pagano i primi, gli interessi dei primi, ma poi a un certo punto il sistema collassa su se stesso.